Servizio offerto dal maestro Cleo. Operatore esoterico dal 1979. Visto a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Mediaset e Sky. Specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Telefono 338 7 59 22 14. Oroscopo mensile, dicembre 2019. Tutte le previsioni astrologiche segno dopo segno. Il mese di dicembre si preannuncia tranquillo in amore per i segni di fuoco, anche se c'è qualche nuvola all'orizzonte saranno solo strascichi ormai superati. Per tutti ci sono buone possibilità di trovare un lavoro e cambiare il proprio futuro. I segni di terra potranno vivere i loro sentimenti in modo sereno e positivo. Sul lavoro finalmente alcuni blocchi ed ostacoli scompariranno. Per i segni d'aria inizia un periodo altalenante in amore, dovete stare attenti ed evitare inutili litigi e incomprensioni che possono rovinare un rapporto. Sul lavoro potrete tirare un respiro di sollievo e ottenere grandi vantaggi a livello economico. Mai comunque abbassare la guardia. In questo mese il pianeta dell'amore è favorevole per i segni d'acqua, tuttavia nell'ultima decade può esserci qualche malinteso. Bisogna quindi fortificare la relazione sentimentale e risolvere eventuali crisi. I problemi lavorativi stanno per terminare e il nuovo passaggio di Giove promette di essere davvero molto efficiente nel lavoro. Ecco l'oroscopo dicembre 2019 segno per segno. Ariete. Amore, le stelle assicurano all'Ariete un finale di anno tranquillo. Anche se c'è qualche nuvola all'orizzonte, si tratta solo di strascichi del mese passato. Il cielo è comunque favorevole per fronteggiare qualche incomprensione o discussione in amore o all'interno della famiglia. Se l'amore non è soddisfacente per coloro che hanno già un legame, per i cuori solitari possono esserci invece belle sorprese. Attorno alla fine del mese, quando anche Venere diventa positiva nel cielo, gli incontri possono farsi molto intriganti. Lavoro, dalla prima decade del mese Mercurio torna ad essere positivo e ci sono buone possibilità di trovare un lavoro per chi ne è ancora in cerca. Possono esserci ottime occasioni per cambiare la vita professionale, ma bisogna fare attenzione all'influsso negativo di Giove. A causa dell'opposizione di questo pianeta qualche progetto potrebbe essere rimandato, anche se di poco. Attenzione a non litigare con i capi o con i colleghi di lavoro, meglio mantenere un clima amichevole e lasciar perdere le polemiche. L'influenza di una persona potrebbe cambiare le cose nel vostro futuro professionale. Toro. Amore, i primi giorni di questo mese sono i migliori per vivere i sentimenti in modo molto sereno e positivo. Chi non riesce a sbloccarsi emotivamente può contare su un'ottima intesa sessuale, che porterà complicità con il partner ed eviterà i litigi. I cuori solitari, invece, se vogliono innamorarsi, possono avere tante occasioni per rimanere coinvolti in una relazione. Bisogna però uscire, frequentare nuovi luoghi e nuove persone, perché in ogni momento sarà possibile incontrare l'anima gemella. I giorni più fortunati sono quelli della fine del mese, quando c'è già l'euforia per l'anno che sta per venire, e il cuore è pronto per accogliere grandi emozioni. Lavoro, dalla prima decade del mese in poi Mercurio non è più in opposizione e quindi finalmente alcuni blocchi ed ostacoli nel lavoro scompaiono. Ecco la possibilità di iniziare un nuovo percorso professionale con nuove idee e progetti da realizzare. La prospettiva di nuove opportunità e il desiderio di ritrovare un migliore equilibrio a livello professionale portano tanto ottimismo e una grande energia. Non bisogna fermarsi, ma bisogna lavorare e studiare per essere preparati alle opportunità che i pianeti regalano in questo periodo di fine anno. Gemelli. Amore, in questo mese di dicembre la vita sentimentale dei Gemelli attraversa una fase positiva, soprattutto grazie all'ingresso di Venere che porta un clima migliore fra le coppie. Chi ha intrapreso un cammino pieno di ostacoli può finalmente riprendere in mano la propria storia d'amore. Tutto sommato, il peggior periodo è passato e se la relazione d'amore ha resistito allora la strada adesso è in discesa. I cuori solitari possono sperare di fare un buon incontro anche se bisogna attendere tempi migliori. Durante le feste è molto probabile conoscere una persona davvero interessante. Lavoro, finalmente anche nel lavoro la situazione migliora,
anche se non bisogna pensare che arrivino grandi eventi. Tuttavia, molte cose cambieranno, anche se si tratterà di cambiamenti graduali. Dalla metà del mese in poi un cielo molto positivo permette di vivere una vita lavorativa piena di impegni, tanto che si possono stringere nuove collaborazioni. Piano piano anche i guadagni aumentano e quindi potrete affrontare le spese con maggiore tranquillità. Insomma, la fine di questo anno può essere molto soddisfacente nel lavoro. Cancro. Amore, mese di grandi amori questo di dicembre, la fine anno regala ai nati del segno giornate davvero indimenticabili. Anche se qualche litigio con il partner sarà inevitabile, tuttavia sarà bello anche fare la pace, e spezzare così la monotonia. Ci saranno valide occasioni di ripresa anche per chi ha avuto una crisi e ha quindi bisogno di recuperare. Sono in arrivo nuove emozioni anche nella vita sentimentale dei single. Chi avrà difficoltà a trovare l'anima gemella dovrà attendere l'ultimo periodo del mese, giusto intorno alle feste di Natale, ottima occasione per aprire il cuore ad una nuova persona. Lavoro, fase di cambiamenti per quanto riguarda il lavoro. Inizialmente potranno esserci delle difficoltà con colleghi o capi a cui rendere conto, e non sarà facile procedere con le proprie idee professionali. Se siete liberi professionisti, cercate di non intraprendere nuove strade e state molto attenti ai nuovi accordi e contratti che andrete a concludere. Aprite gli occhi e state molto attenti alle illusioni, e cercate di contare sulle vostre forze più che sulla fortuna. In arrivo novità per coloro che stanno cercando un nuovo lavoro e per coloro che stanno aspettando una crescita a livello professionale. Leone. Amore, periodo abbastanza complicato in amore per molti Leone, con Venere non favorevole all'inizio del mese. Se state vivendo una storia d'amore in crisi da molto tempo, sono possibili litigi e incomprensioni. Nuovi incontri d'amore possono essere ostacolati sotto questo cielo e anche i cuori solitari possono avere molte difficoltà nel corteggiare qualcuno. Tuttavia, la situazione potrà migliorare quando la luna sarà favorevole, anche se si tratterà di alcuni giorni. Bisogna comunque approfittarne, e lavorare per evitare discussioni con il partner o con qualche persona della famiglia. Con calma e pazienza è possibile superare questo periodo. Lavoro. In questo mese di dicembre i progetti proseguono molto bene e dal 10 in poi vanno ancora meglio. Il passaggio di Mercurio in aspetto molto favorevole rende la strada professionale più semplice. Molti possono ancora trovare un buon lavoro, concludere contratti e guadagnare somme di denaro interessanti. È dunque possibile vivere una fase molto produttiva nel lavoro e agire insieme ad altre persone per trarne vantaggio. I progetti che sono iniziati nel corso degli scorsi mesi adesso possono andare avanti molto bene. Vergine. Amore, mese molto interessante per migliorare il vostro rapporto d'amore. Venere permette ai nati del segno di essere molto affascinanti e pieni di seduzione, ma se già avete una persona da amare dovete stare molto attenti ai tradimenti. I cuori solitari invece possono divertirsi facendo nuove conquiste e sfruttando un alto magnetismo. Se in passato avete dovuto affrontare un periodo di crisi e incomprensioni, allora in questo momento potete sistemare tutto. Attenti però agli ultimi giorni del mese perché la situazione può peggiorare. Comunque il periodo è abbastanza importante per l'amore ed è possibile fare progetti insieme alla persona amata. Lavoro. Le attività lavorative procedono molto bene all'inizio del mese, ci sono buone idee e si possono ottenere lodi e gratificazioni. A livello professionale le opportunità possono essere eccellenti, ma ogni nuova collaborazione proposta deve essere controllata in tutti i dettagli. La bella novità di questo mese è il nuovo passaggio di Giove che permette di iniziare nuovi percorsi. Infatti, molti del segno hanno tanti progetti da portare avanti nei prossimi mesi. Non mancheranno tuttavia delle spese impreviste, ma per fortuna il momento è propizio per i guadagni, quindi potete affrontarle tranquillamente. Bilancia. Amore, per i Bilancia inizia un periodo altalenante in amore. Durante questo mese dovete evitare inutili litigi e incomprensioni che possono rovinare un rapporto finora andato bene.
Sotto questo cielo è molto facile che possano giungere a termine tutti quei rapporti sentimentali in difficoltà, quindi è indispensabile aprirsi al dialogo e risolvere i dubbi. Meglio quindi non sottovalutare qualsiasi discussione e cercare sempre di trovare un punto d'incontro. Se siete cuori solitari cercate di muovervi e agire per conquistare quella persona che vi piace molto, ma dovete farlo entro la metà del mese, perché poi tutto diventa più complicato. Lavoro: superata la prima decade di dicembre potete tirare un respiro di sollievo nel lavoro e ottenere grandi vantaggi a livello economico. Ovviamente tutto questo sarà possibile solo se avete saputo sfruttare alcune situazioni nate nei mesi passati. Mai comunque abbassare la guardia e bisogna stare molto attenti a coloro che offrono e propongono eccellenti affari ma che invece possono rivelarsi delle chimere. I nati del segno possono vivere una fase più produttiva nella seconda metà del mese grazie alla posizione favorevole di Mercurio che protegge le iniziative e ne garantisce la continuità. Scorpione. Amore: anche se l'amore porta qualche piccolo problema in questo mese di dicembre tuttavia non mancano momenti di complicità e intesa. Venere aiuta a proteggere i rapporti familiari e sentimentali e a dileguare i problemi di incomprensione. Qualche contrasto potrebbe nascere tra genitori e figli per via di questioni economiche. Dalla seconda decade Giove sostiene i nuovi incontri, i nuovi amori e facilita anche un riavvicinamento tra persone che hanno litigato in passato. Quindi i cuori solitari possono fare buone conquiste, nuove amicizie e provare belle emozioni che riscaldano il cuore, mentre coloro che hanno già una storia d'amore potranno fare bellissimi progetti con il partner. Lavoro: Mercurio situato nel vostro cielo permette di essere molto attivi a livello lavorativo e offre anche buone occasioni di guadagno. I nati del segno sono pervasi da un'energia sufficiente per dare vita a tutti i desideri. Se state lavorando ad un nuovo progetto sarà possibile ottenere anche importanti aiuti per realizzare qualcosa che vi interessa in modo particolare. I giovani hanno ottime possibilità di trovare lavoro e di fare esperienze anche in ambiti nuovi. Anche Marte regala grinta e nuove energie, che saranno determinanti per raggiungere nuovi obiettivi. Sagittario. Amore: in questo mese ci sono alcune situazioni difficili all'interno della vita sentimentale. Infatti, Venere potrebbe creare litigi probabilmente dovuti a spese eccessive o altri problemi legati comunque al denaro. Da metà dicembre però tutto cambia e la nuova posizione astrologica di Venere consente di ritrovare la serenità in amore. I cuori solitari che sono alla ricerca del vero amore possono incontrare persone rispondenti ai loro ideali, oppure, se amano già qualcuno, possono dichiararsi. Chi è in coppia può godere di una situazione migliore e può anche iniziare a fare ottimi progetti con il partner. Novità importanti anche in ambito familiare, alcuni progetti possono andare a buon fine. Lavoro: con Giove in buona posizione nel segno da questo mese molti progetti che sono iniziati in passato possono rendere tantissimo a livello economico. Il periodo della raccolta è arrivato e chi ha un buon lavoro può progredire tranquillamente per raggiungere buoni risultati. Dalla seconda metà del mese arrivano altre notizie interessanti per chi deve cambiare ruolo e aspira a fare carriera. Durante questo periodo è molto importante prepararsi anche a provare nuovi tipi di lavori perché potrebbero essere quelli giusti per portare i guadagni desiderati. Capricorno. Amore: l'amore fino al giorno 20 del mese è molto positivo per i nati del segno e anche i single per quasi tutto il mese potranno fare nuovi incontri. Dunque, se ancora non avete una persona al vostro fianco cercate di sfruttare questo periodo per conoscere nuove persone. Le feste natalizie saranno davvero molto importanti per rendervi le cose più facili. Se invece avete già una persona da amare, allora già dagli inizi di dicembre potete iniziare a fare progetti di vita. Potete decidere la data del vostro matrimonio, oppure andare a convivere, o magari acquistare una nuova casa. Tutti i progetti che avete con la persona amata possono essere finalmente realizzati. Lavoro: il passaggio di Mercurio potrà causare qualche piccola difficoltà a livello lavorativo. Dunque se dovete concludere un accordo o realizzare un progetto agite entro la prima decade di dicembre. Inoltre,
Non sottovalutate eventuali problemi economici che possono nascere intorno al periodo di Natale. Potranno esserci infatti spese impreviste che sconvolgeranno le finanze. Tuttavia, grazie a Giove avrete tante idee da mettere in atto e potrete guardare al vostro futuro professionale con ottimismo. Se avete intenzione di cambiare lavoro, di cambiare città, di investire denaro in una nuova attività professionale, fatelo pure, il periodo è eccezionale. Acquario. Amore, il mese inizia con qualche complicazione in amore. Venere è alle vostre spalle e non permette di essere molto fortunati. Anzi, alcuni problemi possono essere difficili da gestire. A causarli potrà essere una donna invidiosa del vostro rapporto sentimentale, o magari potranno sorgere discussioni con la persona amata proprio per situazioni che coinvolgono una terza persona. L'ultima decade del mese è favorevole per un recupero in amore, ma dovrete muovervi con cautela. I cuori solitari possono essere delusi dai nuovi incontri e non riuscire a trovare la persona che risponde ai propri ideali. Lavoro, siete senza dubbio nella fase migliore della vostra vita lavorativa. Finora siete stati bravi e avete saputo approfittare delle varie situazioni che vi sono capitate davanti, quindi non avete problemi finanziari. Tuttavia, questo cielo professionale sereno potrebbe essere turbato da un problema burocratico o legale non facile da risolvere. Per fortuna avrete modo di rivolgervi alla persona giusta per superarlo. Chi sta cercando ancora un lavoro non deve mollare perché l'influenza positiva di Giove continua e permette di raggiungere i traguardi desiderati. Pesci. Amore, in questo ultimo mese dell'anno il pianeta dell'amore è favorevole. Tuttavia nell'ultima decade può esserci qualche lieve malinteso nel rapporto con la persona amata. Bisogna quindi fare di tutto per fortificare la relazione sentimentale e risolvere eventuali crisi. Se in passato alcune discussioni hanno rovinato il vostro rapporto d'amore, è bene adoperarsi per vivere un periodo di pace e serenità. I cuori solitari possono ritornare ad essere più ottimisti e il trigono di Marte dona fascino, magnetismo ed un grande potere di seduzione da sfruttare nei nuovi corteggiamenti. Se vi piace una persona, provate a corteggiarla e vedrete che la vostra capacità di attrazione funzionerà. Lavoro, i problemi lavorativi che hanno reso difficili i mesi passati stanno per terminare e il nuovo passaggio di Giove promette di essere davvero molto efficiente nel lavoro. Ci sono nuovi progetti che possono partire e tante idee geniali e vincenti. Alcune situazioni che erano rimaste bloccate adesso possono riprendere in modo molto positivo. Durante questa fase dell'anno e anche durante le feste di Natale non rimanete fermi ma agite e chiedete il supporto di persone importanti che possono sostenere le vostre iniziative. Ottimo periodo per ottenere promozioni, lodi e gratificazioni sul lavoro.